Eccoci. Aspetta. Non siamo ancora in onda, bisogna aspettare il rettangolino che vada via. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio da Veronica Pisano, cantante folk sarda, e da Maurizio Gastaldi, polistrumentista, compositore. Seguiteci su questo canale YouTube Veronica Pisano, iscrivetevi ed attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle novità. E che novità! In questi giorni monterò il video di Giuliano, il nostro amico Giuliano De Roma, il brigatista Giuliano De Roma, che ha risposto ad alcune delle domande che gli hanno fatto le persone comuni, a cui lui ha risposto molto gentilmente, con educazione, con sincerità, con tutta sincerità, perché è una persona sincera, verace, è colta, e noi lo ascolteremo in questa intervista che monterò da qui a breve. Abbiate pazienza perché sono stanca e non è che possa fare tutto in una volta. Adesso un attimo sto prendendo fiato e poi continuerò anche perché mi devo registrare, devo fargli le domande. Lui ha già risposto, quindi devo fare tutto il montaggio, no? Bene, penso che registrerò domani, quindi il montaggio lo farò, penso di finirlo domani, Bene, come vedete dal titolo, Sa Disisperada, per chi non la conoscesse. Questa è una canzone tradizionale sarda molto bella, tradotta in sardo da Eugenia Scerba, una ragazza russa, proprio russa di Mosca, che ha tradotto questa canzone molto bella e l'ascoltiamo insieme. Vai Maurizio! E in russo si intitola, allora in sardo è disisperada, e cioè in italiano disperata, no? La disperata. In russo si dice acciaianaya.
spokojna. Aj, niespokojna. Aj, kad sunce svieti tnie galupowa. No nie chwataje pasa krowisza. No nie chwataje was za krowisza. Ratnowa. Bene, grazie a tutti. Per questo video è tutto, vi diamo appuntamento al prossimo. Grazie, ciao. Mettete un like al video, vedo gente collegata e non mettete il like.